Adriatico, nel pomeriggio l'incontro tra il ministro Urso e il governatore Zaia. Si aprirà un tavolo tecnico tra regione e ministeri. Di fatto, al momento si sospendono possibili estrazioni. E di trivellazioni ha parlato in mattinata a Mogliano anche il numero 1 degli industriali Bonomi, che ha promosso il nuovo decreto aiuti, ma resta il nodo delle tasse sul lavoro. Vanno abbassate subito, dice, l'inflazione galoppa. Risse e violenze, non c'è pace per Mestre. Un altro violento scontro tra spacciatori nella zona più calda tra Via Piave e la stazione. 2 feriti, uno alla testa con un'arma da taglio. Un'altra vittima sul lavoro a Villaga, nel Vicentino. Artigiano 50enne muore travolto dal carico di tegole del furgone. Stava eseguendo lavori di ristrutturazione. E momenti di paura stamattina a Padova. Una gru improvvisamente cade su un edificio in costruzione appoggiandosi su una siepe. L'intervento dei vigili del fuoco, nessun ferito, miracolosamente. Un'esperienza terribile, viene quasi voglia di mollare tutto. Le parole del tabaccaio di Cairano San Marco, che ieri sera si è trovato minacciato da un rapinatore armato di pistola e caccia al bandito. Migranti in Veneto, non c'è solo il fronte dei sindaci contrari a Mussolente, il primo cittadino si dice pronto ad accoglierli nei limiti del possibile. La marea record, la paura e il disastro. La notte del 12 novembre di 3 anni fa, l'incubo Acqua Grande a Venezia. Domani sera su Antenna 3 il documentario che racconta quelle ore drammatiche e i giorni successivi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque parlando delle trivellazioni in Alto Adriatico, perché nel pomeriggio c'è stato l'atteso incontro tra il ministro Urso e il presidente del Veneto Luca Zaia. Si aprirà un tavolo tecnico tra regione e ministeri. Di fatto per il momento si sospendono le possibili future trivellazioni. Una giornata, quella di oggi, che si era aperta con le parole del numero 1 di Confindustria Bonomi, ospite a Mogliano Veneto nel Trevigiano. Credo che nel provvedimento sia stata identificata una zona oltre 18 km dalla costa, quindi dovrebbe scongiurare quegli effetti di bradisismo che preoccupano. Credo che abbiamo ricevuto tutti le bollette di conguaglio delle spese condominiali. Non c'è una famiglia italiana che non è stata colpita. Noi negli anni 90 avevamo una produzione nazionale di 20 miliardi di metri cubi, oggi siamo a poco più di 2. Credo che poter pensare di avere un ulteriore impulso della produzione nazionale in sicurezza sia nell'interesse di tutto il Paese. Arrivato a Mogliano per la giornata delle PMI, il numero 1 di Confindustria non si sottrae al tema più scottante, quello delle trivelle in Alto Adriatico, dopo l'ok del governo a nuove estrazioni in mare, e altrettanto fa il ministro Adolfo Urso, che ribadisce la linea dell'esecutivo. È una necessità del Paese, è una necessità delle imprese del Veneto, perché voi sapete che le imprese concessionarie devono anticipare il gas a prezzo calmierato, quindi da subito e a prezzo calmierato per le imprese gasifere, che sono appunto quelle dell'industria del vetro, dell'industria della ceramica, dell'industria della carta, dell'industria siderurgica. Urso, che nel pomeriggio ha incontrato il presidente Luca Zaia, contrario a nuove perforazioni al largo delle coste polesane. Un comunicato congiunto viene rilasciato alle 17:30 con Photo Opportunity, ma la dichiarazione di sostanza, vista la grande sensibilità del territorio su cui pesa giustamente la memoria di quanto accade nel passato, si è deciso di aprire un tavolo di confronto tecnico fra Regione, Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell'Ambiente, con la finalità di verificare tutti gli aspetti inerenti alla problematica delle estrazioni. Queste le parole che sembrano di fatto segnare una sospensione di nuove attività, almeno per il momento. Nel pomeriggio le parole del ministro leghista Salvini: troveremo una soluzione. Ma a Mogliano il leader degli industriali parla anche del nuovo decreto aiuti, promuovendolo in parte. Restano i timori sul nuovo superbonus, contro cui si sono scagliati in giornata i costruttori. Bonomi, pur perplesso, getta acqua sul fuoco. Le dichiarazioni però che sono state fatte dal ministro Giorgetti, che sono quelle di comunque continuare a sostenere il settore, ci tranquillizzano. Resta più in generale la richiesta di sempre, il taglio alle tasse sul lavoro. Ci sono i margini, dice Bonomi, con il ministro Urso che risponde a stretto giro: il taglio del cuneo fiscale sarà per 2/3 per il lavoratore e 1/3 per l'azienda. Noi andremo in quella direzione gradualmente, man mano che sarà possibile, compatibile con le risorse pubbliche. E sulle tasse sul lavoro si sono concentrati gli industriali veneti nella giornata in cui la CGIA certifica un nuovo record.
Noi chiediamo 5 punti percentuali da mettere sul cuneo fiscale che vanno direttamente in tasca ai lavoratori con 1.200 euro di beneficio mensile e chiaramente anche dalla parte delle imprese c'è uno sgravio importante. Quindi sicuramente cuneo fiscale, altra richiesta urgente da mettere a terra. L'unica via, confermano gli industriali veneti, è il taglio delle tasse sul lavoro, il famigerato cuneo fiscale. Le rassicurazioni a tal proposito del ministro Urso a Mogliano tranquillizzano la platea, ma non bastano nel giorno in cui, tra l'altro, la CGIA di Mestre certifica come la pressione fiscale in Italia abbia raggiunto il 43,8%, un dato record, complice l'inflazione che colpisce anche la tassazione indiretta. Il mondo industriale regionale fatto di distretti e reti di impresa fa un promemoria al governo. Se le piccole possono andare in difficoltà e sono sicuramente gli anelli più deboli di questa catena, diventa poi un problema anche per i capi filiera che magari sono delle multinazionali, delle grandi aziende, perché se manca poi il piccolo ovviamente il prodotto non esce. Caro energia e potere d'acquisto, ma c'è un altro tema, la carenza di manodopera da affrontare con politiche formative e di orientamento. Noi abbiamo vissuto un periodo di grande difficoltà nella reperibilità della manodopera e lo stiamo vivendo tuttora, e noi siamo come azienda consapevoli che il capitale più grande che ha un'azienda sono le proprie risorse umane, sono i collaboratori. Sfide globali ma anche locali. A poco più di 2 settimane da una data cruciale, la fusione tra Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia. I consigli generali congiunti hanno votato all'unanimità questa proposta di aggregazione. Il 28 novembre ci sarà l'assemblea generale dove tutti i nostri soci speriamo vadano in questa direzione. Noi ci siamo mossi in una direzione: la valutazione, la tutela dell'interesse comune e di una forza di rappresentanza che mette al centro l'impresa e il lavoro. Davanti alle nostre telecamere la stretta di mano tra i due presidenti, in ballo la creazione di un'associazione che sarà seconda solo all'Asso Lombarda, di cui è stato presidente lo stesso Bonomi. La strada per la maxi fusione è tracciata, così come la governance. Destro è il presidente designato, la faccio dire a lei. Destro assolutamente sì, che è il presidente designato, è il presidente che ha dimostrato in questo periodo una grande correttezza e linearità, e dall'altra parte anche saper mettere insieme e coniugare gli interessi di tutti. Questo è un presidente, questo è un leader, e lui è il mio leader. Siamo alla cronaca, inizialmente sembrava essere una rapina, poi si è rivelata l'ennesima violenta aggressione con accoltellamento per motivi di spaccio. Il fatto questa mattina sempre nei pressi di Via Piave a Mestre. Rissa con accoltellamento, un ferito alla testa in modo non grave. Questo è il bilancio della violenta aggressione accaduta qui in via Dante, a 2 passi dal sottopasso definito della morte per via degli spacciatori della droga presente, ed è stata proprio la droga la ragione del contendere tra i 4 spacciatori, di cui 2 rimasti feriti. Il fatto questa mattina verso le 8 a 2 passi dalla stazione dei treni di Mestre. L'aggressione per questioni di spaccio è avvenuta vicino all'unico albergo presente, dove nessuno però vuole parlare. No, io italiano poco. No. Just in English, you prefer to speak in English? No, please. Ha visto qualcosa? No, non ho visto io. Ma questa è una zona un po' pericolosa? Non lo so, questo tu vedere quale. Subito sul posto le volanti della polizia, che hanno circondato e bloccato la strada, con i poliziotti insieme ai medici del SUEM intervenuti per soccorrere i 2 feriti, di cui uno, come già detto, alla testa, dopo essere stato aggredito con un'arma da taglio, probabilmente un taglierino, e ora ricoverato all'ospedale di Mestre. L'accoltellamento di questa mattina è avvenuto a pochi giorni da quello di via Aleardi, sempre a Mestre, dove un italiano di 24 anni è stato accoltellato in modo grave soltanto per essere intervenuto per sedare una violenta lite, sempre tra spacciatori, in un bar. Sempre qui in via Dante, a giugno scorso, un 25enne in sella alla sua bici è stato investito e ucciso in pieno giorno da un 36enne trevigiano che guidava l'auto sotto l'effetto della droga appena acquistata in loco. Stamattina l'ennesimo violento episodio legato al degrado e alla criminalità, cui i residenti sono costretti a subire in silenzio e inermi.
Dramma in un cantiere edile. Questa mattina un artigiano è deceduto mentre scaricava del materiale dal suo furgone. È accaduto nei pressi di un immobile in fase di ristrutturazione sui Colli Berici. Tragedia sul lavoro a Villaga. Un uomo di 50 anni, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Barbarano e dello Spisal, è rimasto schiacciato da un furgone nel corso delle operazioni di scarico in un cantiere edile. L'incidente è accaduto nella zona di San Donato verso le 8 di questa mattina. In un immobile privato in corso di ristrutturazione, l'uomo, un artigiano improprio, stava scaricando un bancale di tegole e coppi dal suo furgone parcheggiato lungo un pendio. Dalle prime testimonianze sembra che il freno a mano dell'automezzo abbia ceduto improvvisamente, mentre parte del materiale edile sia caduto a terra e l'uomo, nel tentativo di bloccare le ruote con un sasso, sia invece rimasto schiacciato dal retro del veicolo. La vittima è un cinquantenne di origine albanese, residente nel vicino comune di Castagnero. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'artigiano. Sul posto, preventivamente, anche una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta per rimuovere eventuali ostacoli e mettere in sicurezza l'area. Si tratta della 14ª vittima sul lavoro in provincia di Vicenza, che contende il triste primato in Veneto con Verona. Per i residenti della zona è sembrata una scossa di terremoto. In realtà si è trattata di una gru caduta a Padova, tanta la paura, ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Via Pasta, quartiere residenziale di Padova. Un rombo terribile, i caseggiati vicini che ballano. Sono le 9 di un tranquillo sabato di novembre, quando il crollo della gru edile issata in questo edificio in costruzione fa pensare a tutti che si tratti di una nuova scossa di terremoto. Bastano pochi attimi per capire quanto è accaduto, con la gru e il suo carico di tubi paurosamente appoggiata sulla siepe del vicino condominio. In questo momento la gru è stata imbragata e sollevata, ma è davvero impressionante vedere come abbia sfiorato nella caduta questi palazzi che sono a ridosso dell'edificio in costruzione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con gli uomini dello Spisal e la polizia locale. Ci hanno segnalato un crollo, un cedimento della gru edile che vedete alle mie spalle, e la squadra intervenuta insieme con il funzionario di guardia di oggi hanno subito messo in sicurezza la zona. Ci siamo accertati che non ci fossero stati feriti. A ridosso della siepe alcuni veicoli che non sono stati colpiti, così come quasi per miracolo non sono state toccate le case vicine al cantiere. Per garantire le operazioni di messa in sicurezza sul posto anche i responsabili dell'azienda costruttrice, la polizia locale ha interdetto l'accesso a Via Pasta. Le cause sono al vaglio dei tecnici dello Spisal che stanno appurando appunto cosa può essere successo, la dinamica dell'evento. In questo momento però la gru è in sicurezza? Assolutamente sì. La stanno richiudendo e è stata rimessa nella posizione originaria. Minuti di terrore ieri sera per un tabaccaio di Cairano San Marco minacciato dal rapinatore che gli ha puntato contro una pistola. Come sto? Diciamo che sto benino, però sono ancora abbastanza provato, nel senso che non è un'esperienza che si prova tutti i giorni, non è un'esperienza piacevole trovarsi con una pistola puntata addosso. È ancora scosso Ennio Tesser, da 31 anni titolare di questa cartoleria edicola tabaccheria, all'ingresso di via Cavour a Cairano. In passato 2 tentati furti, ma quella di ieri sera è stata per me, racconta, la prima rapina a mano armata. Sono da poco passate le 18:30 quando dalla porta entra un uomo, cappellino in testa, occhiali da sole, sulla bocca una mascherina chirurgica. È entrato con la pistola già puntata, mi ha detto dammi tutti i soldi, e si è messo là a metà negozio, mi ha tenuto sotto controllo, sotto tiro con la pistola. Io gli ho dato i pesi da 50 che avevo in casa e li ho messi là. Lui ha detto anche tutti gli altri, ha voluto tutti, e mi ha detto mettili vicini per metterli in tasca. Cosa faccio? Li ho messi là, gli ha messi in tasca, mi ha guardato ancora con la pistola così, si è girato, è andato verso la porta. Quando era prima per arrivare alla porta si è girato a vedere se per caso tiravo fuori pistola o roba del genere, probabilmente, non lo so. Si è girato a vedere che cosa facevo
Io ero qua fermo e niente, è partito e è andato via. Si è avviato di là, ma di preciso non saprei dire. A piedi? A piedi. In quei secondi cosa ha provato? Ho provato paura. La voce che si incrina ricordando quei drammatici secondi. Capisci che se è vera potrebbe anche partire un colpo, se fai movimenti che magari questa persona può ritenere pericolosi. Diverse centinaia di euro il bottino per il rapinatore. Era l'incasso del pomeriggio, racconta ancora il tabaccaio, ma l'importante è che io sia qui a raccontarlo. Un'esperienza che porta a pensare di mollare tutto. A me manca 4 mesi per essere in pensione, perché ad aprile sono in età pensionabile. E quindi cerco di tirare avanti fino ad aprile manco. Dopo il mio pensiero era anche di tirare avanti finché trovo da vendere, perché ho messo in vendita. Adesso vedrò, io non mi sfoggio scoraggiare proprio tanto facilmente, è 30 anni che sono qua. Però se dovesse succedere ancora la cosa diventa difficile. I carabinieri sono sulle tracce del rapinatore, fondamentali per le indagini le immagini delle telecamere installate all'interno e all'esterno della tabaccheria che hanno immortalato quei momenti. In queste ore il sindaco di Cairano ha portato la propria solidarietà al commerciante, cugino proprio del primo cittadino. Si tratta di un episodio che non può che far crescere un senso di preoccupazione. È da molto tempo che in paese non si verificava un fatto così grave. Speriamo che questo malvivente venga assicurato al più presto alla giustizia e che questo rimanga un caso isolato, ha detto Gianni Precoma. Questione accoglienza migranti, il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagnier, si dice pronto ad ospitarli. Non è previsto l'arrivo di migranti nel territorio del Bassanese, questo è quanto emerge dalle ultime indicazioni della prefettura, da cui però trapela l'arrivo ad una settantina di richiedenti asilo nella provincia di Vicenza. E i sindaci si sono subito mobilitati con la richiesta che non venga scaricata sui comuni la gestione di questa emergenza. Ancora non è arrivata alcuna nota in merito, aleggia parecchia incertezza, ma c'è chi si dichiara pronto ad accogliere, seppur nel limite del possibile, chi arriva disperato dai paesi dove ogni diritto è violato, lavorando in sinergia con la parrocchia. È il caso di Mussolente. Il comune di Mussolente sarebbe pronto, anche con l'aiuto evidentemente di volontari e di altre strutture, ad accogliere questi migranti. Ad oggi non ho contezza di quanti, ma io penso che 4-5 persone possono essere accolte come diciamo delle persone che escono da una fase così diciamo di sofferenza e qui a Mussolente possono trovare la giusta collocazione. L'inchiesta sul cantiere dello stadio Euganeo di Padova, l'indagine va avanti, la settimana prossima fissati gli interrogatori dei 2 imprenditori destinatari di misure cautelari. Anche il sindaco Giordani avrebbe intenzione di farsi ascoltare. Lunedì 14 novembre, mercoledì 16 sono le date in cui il GIP Elena Lazzarin sentirà in tribunale a Padova il titolare della Tecnoedil e il legale rappresentante di Estel, le aziende impegnate nel cantiere dello stadio Euganeo, destinatari della misura cautelare di divieto di contrattare con enti pubblici nell'inchiesta condotta dalla Procura di Padova e dalla Guardia di Finanza sui lavori. Un'inchiesta che ha scatenato una vera e propria bufera in città. Destinatari di misure cautelari, 2 funzionari del Comune di Padova indagati per subappalto illecito raggiunti da un avviso di garanzia per concussione. Avrebbero fatto pressione per il completamento dei lavori anche il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina. Il primo cittadino che riferirà in Consiglio Comunale il prossimo 21 novembre avrebbe intenzione di presentarsi davanti ai giudici per fare chiarezza sulla sua posizione. Nel frattempo l'inchiesta va avanti e il cantiere dello stadio, con la nuova curva sud attesa dalla città e dai tifosi, resta sotto sequestro e quindi fermo. Il convegno organizzato a Padova dal Partito Democratico sulle conseguenze della guerra in Ucraina è stata l'occasione per ribadire la posizione del Veneto di anticipare la data del congresso. Già 600 le firme raccolte su change.org dall'appello lanciato da Alessandra Moretti. Prima di fare alleanze politiche bisogna fare alleanze sociali. Siamo impegnati nell'opposizione. Un'opposizione che sarà dura, intransigente, a difesa del nostro territorio, e siamo impegnati anche per il congresso. L'obiettivo ora è di fare in modo che si stringano i tempi perché
la necessaria discussione sull'identità si accompagni presto all'individuazione di una leadership forte, autorevole. Anticipare la data del congresso, la richiesta che arriva dal Veneto è sostenuta dalle centinaia di firme raccolte in 2 giorni dall'europarlamentare Alessandra Moretti. I tempi in politica sono fondamentali. Oggi è il tempo di fare presto, di dare risposte e risvegliare anche il nostro orgoglio. La data potrebbe essere il 15 di gennaio. Ma guardi, il 15 gennaio, fine gennaio, io non voglio ovviamente fare il mestiere che competerà poi all'Assemblea e alla direzione. Io credo però che sia giusto mobilitare anche i nostri circoli, i nostri militanti, i nostri iscritti. L'appello che noi abbiamo lanciato su change.org ha già raggiunto in soli 2 giorni oltre 600 sottoscrizioni. Vuol dire che la nostra gente vuole lanciare un messaggio chiaro alla dirigenza. Non ci vogliono corse solitarie di questo o quel leader, non è una scelta solo fra nomi, non è una conta, è un congresso di un partito che comunque è il secondo partito d'Italia, è il primo partito dell'opposizione. E quindi i tempi verranno decisi nei prossimi giorni, sicuramente saranno più brevi rispetto al 12 marzo, che era la data che era stata inizialmente fissata. Per Venezia oggi è un giorno significativo, sono trascorsi 3 anni dalla marea che ha invaso la città. L'acqua e la furia del vento sembravano non avere fine. Ripercorriamo cos'è accaduto in quei drammatici giorni. 12 novembre 2022, per i turisti che oggi vediamo qui passeggiare in piazza San Marco è un giorno come un altro, ma per i veneziani oggi ricorre l'anniversario di un evento che ha sconvolto profondamente la città. Quella notte la marea raggiunse i 187 centimetri. In piazza San Marco c'erano le onde, sembrava non esserci fine. Questa sera l'acqua della laguna tocca quella del mare. Disastro. Incredibile. Con la stessa velocità con cui è salita, la marea è scesa, ma quelle ore sono state sufficienti per distruggere la città. I veneziani però si sono rimboccati le mani da subito e quasi improvvisamente il resto del paese si è reso conto della fragilità di Venezia. Un grande lavoro corale di una città che non si è mai piegata su se stessa, che ha saputo reagire e ha dato un messaggio, credo, anche un insegnamento forte al mondo. Di lì a poco ha finalmente iniziato a funzionare il Mose. Successivamente sono state create le barriere per proteggere la Basilica di San Marco e quasi tutti i rimborsi erogati. Abbiamo messo in moto una macchina veloce e complessa, presa poi a modello anche dalla Protezione Civile Nazionale, per rimborsare in maniera informatica e veloce le famiglie e le imprese, sempre per quelle soglie dei 5.000 e dei 20.000. Quindi il Comune ha voluto non rinviare a Roma la responsabilità, ma assumersi anche il rischio poi di dover dare risposte ai veneziani in tempi velocissimi, cosa che è successa. Resta però un po' l'amaro in bocca, perché una parte di questi rimborsi, quelli che sono rimasti in capo alla macchina statale come competenza, quindi sopra i 5.000 per i privati e sopra i 20.000 euro per le imprese, è tuttora in attesa di riscontro. Devono ancora essere finanziati 30 milioni per dare risposta a queste persone. L'appello che facciamo da qui, da oggi, da questo anniversario, è che il governo stanzi le risorse restanti per dare una risposta alle famiglie e alle imprese che ancora non hanno avuto i risarcimenti, perché è un peccato. Per non dimenticare, domani sera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il documentario L'Apocalisse di Venezia, con le immagini di quella notte e dei giorni seguenti. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Previsioni del tempo per domenica 13 novembre. Sul Veneto sarà asciutto, per lo più soleggiato dappertutto. Cielo sereno poco nuvoloso. Verso sera più nubi e non si escludono dei deboli piovaschi nella notte. Limite delle nevicate in abbassamento a circa 1200 e 1500 metri. Temperature minime in calo sui 6-11 gradi, massime intorno ai 15-18 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia prevale il sole, ma con nuvolosità più consistente nella seconda parte della giornata. Soffierà bora moderata sulla pianura e sulla costa. Temperature minime tra i 7 e i 10 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi.
Sul Trentino Alto Adige, bella giornata soleggiata, possibili locali addensamenti ma senza conseguenze. Temperature minime comprese tra 5 e 7 gradi, massime sui 17 e 20 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.